Rigassificatore non compatibile con l'attività nel porto verso la riapertura dell'iter autorizzativo. Buonasera dal TG del Friuli Venezia Giulia, ancora novità sulla vicenda del rigassificatore di Trieste. Dopo un iter che sembrava ormai avviato verso la realizzazione dell'impianto e all'indomani delle contestazioni che hanno fatto annullare un incontro organizzato dalla Curia a imprimere una ulteriore frenata, e adesso l'autorità portuale che ha consegnato un dossier al Ministro dell'Ambiente Clini. In esso si sottolinea come l'impianto di gas natural sia incompatibile con il previsto aumento di traffici nello scalo giuliano e ora rischia di tornare al punto di partenza anche la stessa procedura per la valutazione di impatto ambientale. Giorgio Berz. La novità che spariglia le carte sul tavolo è la lettera consegnata dalla Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, Marina Monassi, al Ministro dell'Ambiente Clini, contraria a qualsiasi ipotesi di interferenza o rallentamento dovuta a lavori di costruzione prima e di attività poi di nuovi impianti industriali, come appunto un rigassificatore, in previsione dell'annunciato forte incremento di traffici marittimi nel porto di Trieste atteso nel 2013, sia per quanto riguarda la movimentazione merci che per quella del petrolio greggio destinato agli impianti della SIOT. Tutta l'autorità portuale, grazie a Dio, è in crescita. Noi chiediamo di rivedere la procedura di via e come mai, perché non crediamo che le due attività possano essere compatibili. Una presa di posizione decisa che lo stesso ministro Clini ha dichiarato di voler tenere in debita considerazione, arrivando a ipotizzare una riapertura del procedimento di via, aperta ora a ogni soluzione, compresa quella della diversa ubicazione dello stesso sito del rigassificatore. Le questioni vanno affrontate per quello che sono, senza costruire dei simboli. Per cui il gassificatore per qualcuno è il simbolo della modernità, per qualcun altro è il simbolo della paura, del terrore, eccetera. Sono due modi assolutamente sbagliati e entrambi non consentono di gestire situazioni che richiedono invece molta competenza, conoscenza reale dei problemi, in modo tale che si individuano le soluzioni. Ogni soluzione rimane quindi aperta, compresa la ricerca di un sito alternativo per il rigassificatore con tempi di realizzazione destinati a dilatarsi, prospettiva che non dispiace neanche al sindaco di Trieste Cosolini, che aveva già contestato il metodo seguito dalla Regione per l'accelerazione della procedura di approvazione. Io mi auguro che succeda la cosa più logica di questo mondo, ovvero che i due ministeri, la Regione, la Provincia, il Comune e l'Autorità Portuale si trovino attorno a un tavolo. Saremo in grado sicuramente di dimostrare che la contrarietà non è all'idea di un rigassificatore e quindi di uno strumento, diciamo così, per il potenziamento della capacità energetica del nostro paese, del nostro territorio, ma ad una localizzazione e ad una soluzione progettuale inadeguata.